Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più Family, io sono Angelica, bentornati a un'altra puntata. Oggi avevo pensato di leggervi un racconto molto carino che ho trovato online, dato che siamo nei pressi della festa del papà, che è una festa che sta a cuore a tutti, bene o male, e niente, spero vi piaccia. Si intitola appunto Mio padre. Era costume di nostro padre di fare delle lunghe passeggiate che venivano regolate da una specie di disciplina, come per tutte le nostre cose. Severamente proibito domandare quante miglia abbiamo ancora da fare, che ora è. Non era lecito dire ho sete, ho fame, sono stanco. Per il resto, piena libertà di atti e di parole. Si tornava un giorno da una di queste gite e ci trovavamo sotto Castel di Poggio, venendo verso Vicigliata, per sassi e scoscendimenti. Non so come mi impigliai e caddi malamente. Corse mio padre, mi rialzò e visto che mi doleva un braccio, lo mise a nudo e trovò che deviava dalla sua linea dritta. Difatti m'ero rotto l'ulna, una delle due ossa dell'avambraccio. Io, che lo fissavo in viso, lo vidi come tramutarsi e prendere un'espressione di così viva e tenera sollecitudine che proprio non mi pareva più lo stesso uomo. Ma acconciò il meglio che poté il braccio al collo e poi si riprese la via di casa. Passati alcuni minuti, durante i quali era potuto tornare nella sua solita natura, mi disse: «Senti Massimo, tua madre sta poco bene e se vede che ti sei fatto male si potrebbe turbare troppo. Bisogna, figliuolo mio, che ti faccia forza. Domattina andremo a Firenze e lì si farà quel che occorre, ma per stasera non bisogna che mostri d'aver male. Hai inteso?» Tutto questo me lo disse con la solita fermezza, ma con grandissimo affetto. Ed a me non parve vero di avere un incarico importante e difficile da condurre a buon fine. Me ne stetti tutta la sera rincantucciato, tenendomi il mio braccino rotto il meglio che potevo, e mia madre mi credette stanco dalla lunga passeggiata e non s'accorse di nulla. L'indomani venni condotto a Firenze e il braccio mi fu messo in ordine. Forse qualcuno dirà che mio padre era senza cuore. Io però mi ricordo quel fatto come se fosse ora, e mi ricordo che nemmeno per ombra mi venne in mente di trovarlo tale. Ero stato invece tanto felice dell'incredibile tenerezza che gli avevo veduta dipinta sul viso. E d'altra parte trovavo così ragionevole che non s'avesse a sgomentare mia madre, che presi il difficile comando come una bella occasione per farmi onore. E tutto ciò perché era guastato e mi s'era già messo in cuore qualche poco di buon fondamento. Ora che son vecchio e che ho veduto il mondo, benedico la severa fermezza di mio padre. È stato davvero un breve racconto, però mi piaceva condividerlo con voi, soprattutto in vista di questa bellissima festa. Auguri a tutti i padri e alla prossima puntata.